Un 83enne veneziana è stata truffata con la tecnica del finto poliziotto. In due si sono presentati in casa facendosi consegnare i preziosi che aveva per un valore di circa 50.000 euro. Quando però lei ha capito che non si trattava di veri agenti e ha opposto resistenza, è stata spinta violentemente a terra. Una truffa che a quel punto è diventata rapina. Il fatto risale allo scorso 17 marzo e per i due non c'è voluto molto ad essere scoperti dalla squadra mobile della questura lagunare. I presunti autori, originari del Salernitano e con precedenti di polizia, avrebbero trafugato gioielli e preziosi custoditi in casa per un valore stimato di circa 50.000 euro dopo aver indotto in errore l'anziana signora con delle false narrazioni, facendole credere di una asserita rapina commessa con l'autovettura del defunto marito. Le indagini sono iniziate subito dopo la denuncia dell'anziana. Preziose per le indagini sono state le telecamere di sorveglianza pubbliche e private che hanno consentito agli investigatori della squadra mobile di dare un volto ai presunti autori del reato e poi un utilizzo importante delle banche dati che hanno consentito di dare una identità a quei volti. L'impianto indiziario è stato proposto alla Procura della Repubblica che lo ha ritenuto fondato chiedendo ed ottenendo dal Tribunale di Venezia una ordinanza di custodia cautelare in carcere. Agli indagati è stato anche notificato un pacchetto di misure di prevenzione disposto dal questore della provincia di Venezia e in particolare 2 fogli di via e 2 daspo urbani fuori contesto per la durata di 1 anno. Oltre al foglio di via, entrambi validi per 3 anni. La signora e il genero hanno spiegato poi agli agenti che l'anziana aveva ricevuto una telefonata dai 2 sedicenti poliziotti che con il pretesto di indagare su una rapina in una gioielleria l'avevano raggiunta a casa per controllare l'auto del marito e ispezionare i suoi ori. Ma l'anziana, insospettita dalle loro richieste, aveva detto chiaramente che il coniuge era mancato anni prima, eppure loro hanno continuato, ma questa volta sono stati presi.